Riccardo Benante, pareggio acciuffato nel finale, ma che comunque premia gli sforzi di una squadra che anche quando è andata sotto non ha mollato e ha continuato a giocare. Sì, come hai detto bene, non abbiamo mollato niente e anche oggi mi hanno fatto divertire perché non posso dire diversamente. Primo tempo di grandissima qualità, quindi siamo andati sotto purtroppo su un'ingenuità contro queste squadre importanti quando sbagli ti fanno male. Però siamo stati bravi comunque a continuare a giocare, a crederci, dobbiamo chiudere nel primo tempo perché non puoi avere 4 palle gol davanti al portiere e sbagliare tanto. Quindi purtroppo sono cose che succedono, però mi va benissimo aver messo la firma prima della partita col sangue per un pareggio qui, squadra importante, quindi sono contento. Ecco, prosegue la corsa di una squadra che, al netto di quello che si diceva all'inizio della stagione, comunque è al netto del divertimento che stai vedendo, ma che vedono quelli che vedono giocare la tua squadra, una squadra che comunque concretizza al di là di quello che è il tanto gioco creato. Ma io ti dico una cosa, io con loro ho un patto dal primo giorno di ritiro, i ragazzi sanno da subito che non hanno mai avuto una grossa stima da parte della gente. C'erano giocatori che non venivano a parte Nico a luglio perché io nelle bande non ci vengo. E quindi i ragazzi lo sapevano perché hanno sempre saputo questa situazione, ne abbiamo sempre parlato, ho chiesto loro di tirare fuori l'orgoglio, perché per me è una squadra forte, una squadra che ha qualità, è una squadra che può fare grandi cose, ma se si rimane con un'umiltà, che è quella che state vedendo per ora in campo, e con la voglia di dimostrare qualcosa di bello. Ecco, per chiudere, riprendo uno stralcio della tua intervista post Castellammare di Coppa. Hai detto: ho tanti giovani, non so cosa aspettarmi, posso aspettarmi una partita ricca di errori, come è stato per esempio in quel caso. Però una sensazione che si vede è che la squadra sbagli veramente poco rispetto all'inizio. Il merito da che parte sta? Il merito sta da parte loro, perché fare quello che vogliono non è facile, non è assolutamente facile. Cioè, io voglio il facile, ma giocare facile tante volte è difficile. E quindi cercare di giocarla sempre quando sei sotto pressione. Il 90% di loro non ci è abituato perché tanti di noi è una cosa che non vogliono, perché i risultati alla base di tutti quanti. A me il risultato non mi interessa niente, io devo andare in campo e mi devo divertire. Quindi posso vincere, posso perdere, posso pareggiare, ma a me è la qualità quello che mi interessa, la qualità di un primo controllo, la qualità di un passaggio, di una corsa. E quello è il bello del calcio, anche perché avendo una squadra giovane, se io faccio fare loro questo è possibile che loro possano avere un futuro un domani. Se io gli dico di buttare la palla lunga perché mi interessa vincere il campionato, perché io spero di andare ad allenare l'Inter, a me non interessa.